Le ragioni della sua candidatura, la scesa in campo alle prossime elezioni regionali del prossimo 25 settembre? Dopo 16 anni di esperienza consiliare nella mia città, Canicattì, ho avuto la fortuna anche di conoscere Riccardo Gallo, che mi ha permesso di essere candidato nelle liste di Forza Italia e ritengo appunto di aver raggiunto l'esperienza necessaria per poter rappresentare la nostra provincia al Parlamento siciliano. Sono un giovane, ancora ho 45 anni, quindi cercherò in tutti i modi di impegnarmi per la nostra provincia in modo da essere rappresentata bene e di portare avanti tutte le problematiche, sperando di risolvere, del nostro territorio. Problemi che riguardano naturalmente l'agricoltura. Oggi diversi sono i problemi come mancata manutenzione negli ultimi 50 anni della rete idrica, problematica ancora forte oggi il commissariamento ancora esistente, è una cosa assurda, dei consorzi di bonifica, ma tante sono le problematiche della nostra provincia. Polo universitario che in questo momento è una delle università proprio in decadenza per quanto riguarda la regione Sicilia. Prendiamo esempio da Enna, che è diventata una delle eccellenze della Sicilia in riferimento all'università. Dobbiamo fare in modo che venga rivalutata, perché i giovani dobbiamo fare in modo che restino nella nostra provincia. Mi occuperò anche delle aziende che in questo momento stanno attraversando uno dei periodi più difficili in assoluto. Il caro bollette, il caro gasolio, tutto incide sulla stabilità economica delle aziende. Dobbiamo fare in modo che ricevano degli sgravi, innanzitutto per nuove assunzioni, in modo sempre che i giovani non lasciano la nostra provincia, ma devono ricevere un aiuto urgente in merito al caro bollette. Lei metterà a disposizione anche la sua esperienza di diversi anni di consigliere comunale a Canicattì, una piazza insomma prima molto ricca che ultimamente sta scendendo sempre giù nei gradini dell'economia siciliana. È questo appunto che voglio portare avanti. Canicattì è una città che vive innanzitutto di agricoltura. Dobbiamo risolvere i problemi dell'agricoltura innanzitutto essendo rappresentati, oltre al Parlamento siciliano, avere collegamenti giusti con il Parlamento nazionale, in modo da essere ben rappresentati e fare le giuste richieste anche al Parlamento europeo, perché è da lì che arrivano i fondi per poter portare avanti l'economia del nostro territorio. Voglio fare anche un invito per oggi pomeriggio, praticamente verrà da Agrigento a trovarci il nostro candidato presidente, sicuramente prossimo presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani. È una persona che ha la facoltà e la capacità di poter tenere unita la coalizione, infatti vi invito tutti oggi ad essere presenti perché grazie a Renato Schifani porteremo avanti gli interessi della Sicilia anche a livello nazionale ed europeo.